Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mauro Pili. Ne ha facoltà. Prego, onorevole Pili. Grazie Presidente. Credo che in questi giorni si sentano tante parole di ipocrisia su questo tema e io voglio tentare di uscire da questa ipocrisia perché non mi piace, non credo che possa essere accettato il concetto di chi anche qui oggi ha detto c'è allarme ma bisogna stare tranquilli. Stiamo gestendo l'emergenza, lo stiamo gestendo bene, in maniera efficace e poi all'aeroporto di Cagliari da mesi, durante la notte, arrivano decine e decine di aerei charter con carichi di immigrati provenienti dalle aree a rischio, vengono caricati direttamente in pullman, gran turismo molto spesso, e portati nei paesi delle zone interne. Il giorno dopo, in quegli alberghi, non c'è più nessuno, perché quegli immigrati vanno via. Cioè non c'è nessun controllo, nessun cordone sanitario nell'aeroporto, dove questo trasbordo avviene, ripeto, sistematicamente da mesi. Arrivano nei paesi dove nessuno li controlla né sul piano sanitario né sul piano della stessa presenza in quel sito e infatti è capitato ormai decine di volte che in quei comuni dopo appena 12 ore quegli immigrati abbiano lasciato i centri in cui sono stati mandati. Questa è certezza e sicurezza sanitaria, questo è il cordone sanitario di cui si parla in maniera demagogica, ipocrita in questi giorni. Credo che ci siano delle responsabilità molto gravi che sono in capo al governo nazionale e alle regioni che stanno accettando tutto questo. Non vi è un minimo controllo e questo allarmismo di cui qualcuno si riempie la bocca sta nell'opinione pubblica. All'opinione pubblica bisogna dare certezze, garanzie di qualcosa che sta succedendo nei fatti concreti per modificare un approccio da dilettanti allo sbaraglio. È evidente che non esistono queste strutture nelle realtà. In Sardegna c'è il sospetto che invece si stia facendo un'azione molto puntuale di trasferimento, non si spiegherebbe diversamente l'utilizzo di voli charter. Quanto si spende per quei voli charter che partono dalla Sicilia o da altre realtà per portarli in Sardegna gli emigrati? Credo che sia assolutamente tutto questo inspiegabile, così come è inspiegabile che non si prenda atto del fatto che per esempio nelle carceri sarde, quelle di Buoncammino, sono decine i casi di TBC che si stanno verificando. Io concordo, non bisogna fare allarmismo, ma non bisogna nemmeno tollerare in silenzio superficialità e negligenza. Bisogna dismettere questa ipocrisia e bisogna soprattutto non confondere l'accoglienza con la negligenza che questo governo e altre realtà regionali stanno mettendo in campo. La ringrazio, onorevole Pili.